Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dello mercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. Questo video uscirà penso per le 8 e 10 ed è l'ultimo video che farò in giornata. Allora, in questo video andremo a parlare di talenti, di giovani talenti che nel giro di 1 o 2 anni possono, diciamo, esplodere. Non che tutt'oggi non sono esplosi perché stiamo parlando di talenti alcuni talenti che sono già esplosi, però tra virgolette esplodono che magari sono troppo giovani, tipo 17-18 anni, che quindi sono agli inizi di carriera, quindi tempo a 2 o 3 anni, tempo che superano i 20 anni e possono iniziare a vincere talmente di quei trofei che noi non pensiamo. Mettiamo caso Lionel Messi, oppure molti altri come Cristiano Ronaldo. Allora, partiamo dal primo, che penso che sia dovere, penso che sia doveroso citarlo, Lamine Yamal. Lamine Yamal attualmente gioca nel Barcellona, ha giocato solo nel Barcellona ed è un giocatore della Masia, che proviene dalla Masia del Barcellona, dalle giovanili del Barcellona. Che secondo me, oggi Lamine Yamal, no? È un'ala molto esplosiva. Allora, vediamo dai suoi gol, dalle sue prestazioni, vediamo molte prestazioni che sorprendono gli spettatori del Barcellona, ma anche tutto il mondo. Vediamo la scorsa stagione, 2 anni fa. E nonostante sia molto giovane, ok? E guadagna cifre inaspettate, ha un gran contratto col Barcellona, con il suo sponsor Adidas, e molti calciatori, quando diciamo iniziano a vedere tanti soldi, iniziano, tra virgolette, a montarsi la testa. Perciò su di lui, rispetto agli altri, ho qualche dubbio. Tra l'altro abbiamo una piccola notizia di calciomercato che riguarda un giocatore che tra poco citeremo, che dopo questa notizia citeremo. Allora, Hendrik, tu, Olympique Lyon, here we go. Il giocatore andrà in prestito a Lione, prestito secco, quindi non è per né con diritto né con obbligo né prestito oneroso. Andrà solo in prestito secco a Lione per tutta la stagione per giocarsi le sue carte per il Mondiale 2026. Infatti, questo giocatore che ora andremo a trattare è proprio Endrick, giocatore del Real Madrid, 19enne se non sbaglio, 18, o 18 anni o 19. E Endrick è un giocatore brasiliano che attualmente gioca al Real Madrid, però da gennaio giocherà per il Lyon. Da gennaio fino a giugno giocherà per il Lyon. È una punta centrale e può essere nei prossimi anni, se gli viene data quella giusta continuità all'Olympique Lyon, può diventare anche, tra virgolette, titolare oppure al Real Madrid, oppure entrare al 45esimo, 50esimo e fare 30.000 gol, e può anche rubare il posto a Kylian Mbappé, eh. Non possiamo negare questo. Poi abbiamo Evan Ferguson, Brighton, Premier League, giovane centroavanti, anche lui, centroavanti molto giovane, con senso del gol e buone capacità fisiche e tecniche, potrebbe diventare protagonista in un campionato difficile come la Premier League. Poi passiamo alla Serie A, giocatore che attualmente milita in Serie A, alla Juventus, Kenan Yildiz. Treco è un trequartista che può fare anche l'ala, è un trequartista molto creativo, con un ottimo piede sinistro, se non sbaglio è mancino lui, e ha anche una buona visione di gioco. In prima squadra della Juventus sta crescendo molto, nonostante la sua giovane età, ha una ventina d'anni, 20-21 anni, e secondo me, 2 anni, tempo che fa 22-23 anni,
può diventare una delle migliori ali che abbiamo nella Serie A e anche in Europa, insieme alla Yamal. Poi abbiamo come ultimo giocatore Eliesse Ben Seguir, che al momento gioca in Liga 1 al Monaco e anche lui in ala, diciamo i migliori giocatori che, tra virgolette, stanno prosperando in questo momento sono le ali, trequartiste ali. E anche lui è un giovane molto tecnico, con visione di gioco molto ampia e un gran tiro. È stata in Liga 1, certo, è un campionato non tanto seguito, però ehm, già in Liga 1 può farsi quell'esperienza per poi farsi, diciamo, le ossa anche in altre squadre. E già anche ha qualche esperienza in Europa. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!